Ok, benvenuti a tutti, buonasera. Bello vedere delle persone che studiano la parola di Dio, che hanno voglia di imparare da questo meraviglioso libro che per noi cristiani rappresenta la salvezza. No? E stasera faremo il primo dei due incontri, no? Che è un incontro conoscitivo di quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento, no? L'Antico Testamento, ossia sarà una bella impresa perché dobbiamo raccontare praticamente quasi 6.000 anni di storia in 4 ore, insomma. Cercheremo di fare il possibile, ok? E quindi cercheremo di sintetizzare alcuni principi fondamentali che sono importantissimi per capire quello che c'è scritto nell'Antico Testamento. Quando noi parliamo di Antico Testamento, parliamo non di un libro solo, ok? Ma parliamo di una serie di libri, ok? La parola Bibbia stessa significa proprio libri, biblos vuol dire libri, ok? Che sono stati scritti l'Antico Testamento in particolare nell'arco di circa 1000 anni, cioè la stesura di tutti questi libri è durata circa 1000 anni. Il primo libro che è stato scritto, ovviamente, alcuni teologi dicono di sì, altri di no, comunque molto probabilmente il primo libro è stato il libro di Genesi, okay? Che è stato scritto nel XV secolo avanti Cristo. Allora, voi avete nelle vostre mani, mi dimenticavo, quella specie di foglio per fare degli appunti, no? Lì ci sono proprio i punti di minima dove potete fare degli appunti e poi così portare a casa e ricordare quello che abbiamo detto, ok? Quindi il primo libro è stato scritto nel XV secolo avanti Cristo da Mosè, o meglio, Mosè ha scritto i primi 5 libri della Bibbia che noi chiamiamo in gergo teologico il Pentateuco, ok? Il Pentateuco, ossia Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. Sono stati scritti tutti da Mosè in un periodo che si aggira nel XV secolo avanti Cristo, ok? L'ultimo libro dell'Antico Testamento è nel V secolo avanti Cristo ed è stato scritto da un profeta che si chiama il profeta Malachia, ok? Che quello è l'ultimo libro dell'Antico Testamento, perciò vediamo che la stesura di questi libri dura per circa 1000 anni. Pastore, quanti libri ci sono nell'Antico Testamento? Voglio darti un semplice artificio matematico per ricordare sia quelli del Vecchio che quelli del Nuovo Testamento, ok? Vediamo se c'è qualcuno bravo in matematica. 3 per 9 è uguale? Ok, bravissimi. Non sapevo che la matematica era così amata. Allora, se tu togli questo allora questo 39 è il numero dei libri dell'Antico Testamento, 27 sono il numero dei libri del Nuovo Testamento. Ok? È un artificio matematico per ricordarsi quanti libri ci sono nell'Antico Testamento e quanti nel Nuovo Testamento. Cosa racconta per noi l'Antico Testamento? Questa è una domanda fondamentale, ok? Allora, l'Antico Testamento ci racconta la preparazione di un popolo, che è il popolo di Israele, ok? E la preparazione della venuta del nostro Signore Gesù, ossia del Cristo, del Messia. La parola Messia vuol dire l'unto, lo scelto da Dio, ok? Quindi l'Antico Testamento è pieno zeppo di profezie che ci parlano di Cristo, ok? Pieno zeppo di profezie che ci parlano di Cristo. Il Messia, Cristo, è disceso proprio dalla stirpe di Israele, da questo popolo, ok? E quindi il Vecchio Testamento o Antico Testamento ci parla proprio di questo principio. È una preparazione della venuta del Messia, del Cristo, mentre il Nuovo Testamento ci racconta la venuta del Cristo e la espansione della prima Chiesa missionaria, ok? Fino al libro di Apocalisse, che è l'ultimo che noi troviamo in fondo alla Bibbia, che è stato scritto circa nel 90-95 d.C., ok? Quindi questo più o meno è il panorama di quello che noi studieremo questa sera. Allora, cosa importante che noi dobbiamo sapere dell'Antico Testamento. L'Antico Testamento è stato scritto in una lingua che è
l'ebraico antico, ok? Più qualche testo, qualche brano di aramaico. L'aramaico è la lingua, chi è che ha visto come si chiama, la Passione di Cristo, ok? Erano i sottotitoli in italiano, ma proprio la recitazione era in aramaico, era un dialetto che il popolo ebraico ha imparato nella sua cattività babilonese, ok? Babilonese e persiana. Quindi loro hanno acquisito questo dialetto che poi è diventata proprio la lingua popolare. Qualche testo, qualche brano dell'Antico Testamento è stato scritto in aramaico, altri, praticamente quasi tutti, in ebraico, ok? E qua già mi vorrei fermare per fare una considerazione, ok? L'alfabeto ebraico è composto da 22 lettere. E la cosa interessante è che l'Antico Testamento scritto in questa lingua è già di per sé stesso un miracolo. Perché è un miracolo? Ai tempi in cui esisteva Mosè, cominciato a vivere, a camminare con Dio Mosè, erano conosciute due scritture in particolare che praticamente venivano conosciute in tutto il mondo antico, il mondo medio orientale. Il primo è la scrittura cuneiforme, che è quella della mezzaluna fertile, ok? Ossia la terra, la Mesopotamia, la Mesospotamos vuol dire in mezzo ai fiumi, là in mezzo è cominciata proprio la civiltà, no? Quando vedremo poi nella creazione che è lì che è cominciata tutta la storia umana. Lì veniva conosciuta questa scrittura che veniva chiamata cuneiforme, ok? Che era formata da tantissimi simboli, migliaia di simboli che dovevano essere scritti, era una lingua commerciale, in poche parole, no? L'altra lingua molto conosciuta a quel tempo erano i geroglifici, ok? Che era propria della cultura egiziana. Allora voi potete immaginare chi era possessore di queste lingue, in particolar modo gli scribi, ok? Erano quelli che detenevano il potere, tant'è che addirittura gli egiziani avevano un dio che era il dio Tot, che era un dio scriba, ok? Veniva adorato un dio scriba, il dio Tot. Allora, di punto in bianco, in mezzo a questo modo di comunicare la scrittura, arriva fuori una lingua, una scrittura che consta di 22 lettere. Da dove arriva questa scrittura? Ossia, non c'è stata un'evoluzione, è arrivata dal nulla, ok? È arrivata dal nulla. Se noi andiamo poi andremo a vedere diversi testi biblici che ci parlano anche di questo, noi vediamo che la prima tavola della legge, dice la parola di Dio nel libro di Esodo, è stata scritta con il dito di Dio. Ossia, Dio trasmette all'essere umano, in particolar modo a Mosè, che è stato il primo a ricevere le tavole della legge, questa lingua con 22 lettere. Quindi già la lingua ebraica è un qualcosa di straordinario o di soprannaturale, ok? Perché è un'evoluzione che non è neanche un'evoluzione, è proprio una, come posso dirvi, una rivelazione da parte di Dio per cominciare a scrivere le cose in un modo diverso. Perché era importante la scrittura nell'Antico Testamento? La scrittura era importante perché? Perché la parola di Dio sapeva che doveva arrivare fino a oggi e quel modo di scrivere ci ha permesso oggi, attraverso il lavoro degli scribi che copiavano e ricopiavano la legge volta per volta, ok? La scrittura è arrivata fino a noi oggi. Questo è più o meno un'introduzione, ok? Un'introduzione. C'è qualcuno che ha qualche domanda qua, rapida, intanto che andiamo avanti? Ho semplificato al massimo, ok? Bene. In questo excursus che noi faremo ci saranno 14 periodi storici dell'Antico Testamento, cercheremo di studiarne 7 questa sera, non so se ce la facciamo, ma cercheremo. E il primo, se voi vedete lì sulle vostre dispense, è il periodo che va dalla creazione, ossia dall'anno 0 alla caduta nel peccato. Questo è un periodo di tempo che occupa i primi 5 capitoli della parola di Dio, ossia Genesi che va da 1
a 5. E qua mi faccio una domanda da solo e mi rispondo da solo, perché è importante. Ossia, perché Dio ha creato il mondo e tutto quello che c'è dentro? O meglio, il mondo. Perché Dio ha creato l'universo? Perché? Perché questa è una grande domanda, cioè perché io esisto? Cosa ci faccio qua sulla terra? Sarà che tutto, io vivo, mio lavoro, vado a scuola, mi sposo, ho figli, muoio e dopo? Cosa succede? Dove vado? Perché sono qua? Ci sarà un motivo per cui io vivo, io esisto, no? Noi ci rendiamo conto che le cose terminano quando veramente non c'è più una goccia nel serbatoio, no? Ma veramente noi dobbiamo cominciare a ragionare sulla nostra eternità. Io domenica ho detto qua in chiesa, ho detto mi sono girato un attimo, mi sono distratto un attimo e sono passati quasi 60 anni. E per me dico, Signore, ma passa in fretta, no? E quindi noi dobbiamo cominciare a pensare all'eternità. C'è un motivo fondamentale perché Dio ha creato tutto l'universo e in particolare gli esseri viventi, in particolare la terra, e è sintetizzata in 2 parole, che sono queste. Perché Dio potesse avere una perfetta relazione con ciascuno di noi. Dio è un essere relazionale, ok? Dio è un Dio che si contatta l'essere umano e vuole una risposta da parte dell'essere umano. Qualcuno potrebbe chiedersi, ma perché io non sento Dio? Perché io non vedo Dio? Perché io non sperimento Dio? Perché c'è un bel problema. Okay? C'è un bel problema, perché vedremo che è successa una cosa nel cuore, nella testa dell'essere umano che ha rovinato praticamente tutto. Ma torniamo qua alla perfetta relazione. Allora, quando Dio ha creato l'essere umano, quando Dio ha creato tutto il mondo, gli animali, gli alberi, i pesci, gli uccelli, Lui aveva in mente una perfetta relazione. Se noi leggiamo Genesi, capitolo 1, versetto, vediamo, 31, e c'è qualcuno che ha lì una Bibbia aperta che può leggermela, per favore? Ok, la leggo io. Genesi 1,31 dice così. Dio vide tutto quello che aveva fatto ed ecco era molto buono. Ok? Quando lui ha terminato la creazione, lui ha detto tutto è molto buono. Ok? Ossia, lui ha visto tutto e non è solo una dichiarazione estetica questa, ok? È una dichiarazione relazionale. Guarda che cosa lui ha fatto. Ha fatto una perfetta, una armonica relazione spirituale. La parola di Dio dice nei primi capitoli che Dio camminava insieme all'essere umano nel giardino dell'Eden. Seconda cosa, una perfetta relazione sociale. L'uomo e la donna, dicono i primi capitoli della parola di Dio, dice che erano nudi uno di fronte all'altro e non avevano vergogna. Questo non era solo una nudità fisica, ok? Ossia, l'uomo e la donna si guardavano negli occhi, non c'era nessun sentimento nascosto, non c'era nessuna intenzione cattiva, si guardavano e avevano proprio tranquillità di essere quello che loro in verità erano, ok? Poi c'era una perfetta relazione ecologica, ossia negli animali, tra gli animali c'era una perfetta relazione. In poche parole, tu potevi andare a fare il bagno in mezzo agli squali bianchi e non succedeva niente. La parola di Dio dice che il lupo e l'agnello pascolavano insieme. Non so se lo sapete, qualche anno fa degli scienziati americani hanno fatto un esperimento. Hanno preso un leone
e lo hanno tenuto in alimentazione esclusivamente con erba. Sapete che questo leone dopo 2 anni era in perfetta salute. Perché? Perché Dio aveva pensato alle relazioni ecologiche in modo perfetto. La parola nei primi capitoli dice che l'erba era il nutrimento di tutti gli esseri viventi, ok? E infine l'uomo con la natura, ossia una perfetta armonia naturale, ok? Quindi queste 4 relazioni fondamentali erano perfette, ossia una relazione spirituale, una relazione sociale, una relazione naturale e una relazione ecologica. Tutto era perfettamente organizzato ed è per questo che Dio ha guardato la sua creazione e ha detto è veramente molto buono, ok? E ovviamente questa è la prima parte, purtroppo, che è rimasta là nel giardino dell'Eden. Perché? Perché Dio sapeva che sarebbe successo qualcosa. La Bibbia racconta, no, che c'è stata una ribellione in cielo, ok? Ossia, una parte degli angeli, dei servi spirituali che lui ha creato si è ribellata e è andata contro Dio. Quindi Dio che cosa ha fatto? Ha detto ad Adamo ed Eva, non mangiare del frutto della conoscenza del bene e del male perché altrimenti morirai. E non c'è una morte biologica, non c'era una morte psicologica, ma sicuramente una morte spirituale, ok? Spirituale. Questa è la risposta. Perché io e te oggi non vediamo Dio faccia a faccia? Perché quando Adamo ed Eva hanno deciso di disobbedire a Dio e prendere di quel frutto della conoscenza del bene e del male, tutte le nostre perfette relazioni sono cadute, si sono spezzate e oggi siamo in questa condizione. Che cosa succederebbe oggi se noi togliessimo istantaneamente tutte le nostre leggi, tutte le nostre forze dell'ordine, tutte le nostre relazioni sociali che noi abbiamo con altre persone? Prova a immaginare un giorno così. Che cosa succederebbe su questa terra? Il caos totale, no? Perché ci sono le leggi, perché ci sono le autorità, perché ci sono le forze di polizia? Perché? Per mantenere l'ordine sociale. Perché dentro nell'uomo, quando è entrato il peccato, la disobbedienza, quando Dio ha detto non mangiare di quel frutto, che cosa è successo? È entrato questa natura nuova dell'essere umano ed è interessante che appena Adamo ed Eva hanno peccato, si sono vergognati e sono andati a nascondersi e hanno cucito una foglia di fico per nascondere la loro nudità, ok? C'è una cosa molto bella che però succede. Vediamo di terminare questo primo punto, ok? Dio li ha cacciati dal giardino dell'Eden, ossia io e te oggi siamo lontani dal giardino dell'Eden e il giardino dell'Eden è nascosto, non si sa né dov'è e non possiamo neanche vederlo. Perché? Perché quello era un luogo di delizie che Dio aveva preparato per delle persone senza peccato, ok? Questo è il termine esatto. Allora che cosa succede? Quando Dio ha cacciato via Adamo ed Eva a causa della loro disobbedienza, lui ha fatto una cosa interessante. La Bibbia racconta che lui ha fatto 2 vestiti di pelle per loro, ok? Questo cosa significa? Che questi vestiti di pelle prevedevano un sacrificio animale, ok? Ossia, Dio ha preso un animale, ha sacrificato quell'animale, ha preso la pelle di quell'animale, ha vestito Adamo ed Eva in modo che loro potessero essere coperti. In qualche modo lui ha detto, adesso non potete stare alla mia presenza perché avete peccato, ma io vi copro momentaneamente in attesa di qualcosa che dovrà succedere in un futuro lontano, ok? E sapete cos'è quella cosa che doveva accadere in un futuro lontano? La morte di Cristo che avrebbe ripristinato tutte le perfette relazioni. Allora, posso cancellare qua? Sì? E qua facciamo il primo ragionamento importante su una cosa che si chiama croce.
È un ragionamento teologico semplice ma fondamentale. Non so se hai mai notato com'è fatta la croce. La croce ha un messaggio dentro di sé che è fantastico. La croce è una linea verticale continua che va dal cielo alla terra. La croce è una linea orizzontale continua che va da destra a sinistra. Sapete che messaggio c'è nella croce? Nella croce c'è il messaggio che Dio ha ripristinato un dialogo con l'essere umano attraverso Cristo e Dio ha ripristinato il dialogo tra esseri umani sempre attraverso la croce e il sacrificio di Cristo. Avete capito cosa funziona? Quell'animale che è servito per rivestire il corpo di Adamo ed Eva quando loro hanno peccato e si sono sentiti nudi è la vita di Cristo, perché vi ricordate che c'è un testo che dice nel Nuovo Testamento: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, ossia ripristina tutte le relazioni che sono state spezzate da Adamo e Eva. E là noi dobbiamo arrivare, ok? Alla croce di Cristo, ma questo sarà futuramente con lo studio del Nuovo Testamento. Ti lascio un po' col sapore in bocca, ok? Questo è. Allora, primo punto, abbiamo abbastanza esaurito. Io ne vorrei dire di cose tantissime, ok? Un'altra cosa che ti dico è fondamentale. Nei primi capitoli della parola di Dio c'è una cosa bellissima che il Signore ci comunica, una creazione primaria e una creazione secondaria. Questo per parlarti ancora delle relazioni, ok? La creazione primaria è sia la luce e la luce fu. Si separi l'acqua superiore dall'acqua inferiore, è un'altra creazione primaria. Ma a un certo punto Dio dice: crei la terra, ossia produca la terra piante, produca la terra animale, ossia Dio stava dicendo c'è una forte relazione tra la terra e quello che viene prodotto come vita. Addirittura l'essere umano che si chiamava, il primo essere umano che si chiamava Adamo, ok? La parola ebraica Adama significa terra, ok? Adama significa terra. Nella Bibbia c'è scritto che l'uomo è stato creato dalla terra. Se tu vai a analizzare, gli scienziati hanno fatto questo, no? Chi lo vuole ammettere, chiaramente, hanno visto che il nostro corpo liofilizzato, ossia sintetizzato nei minimi termini, ha gli stessi elementi della terra. E tu sai che ci sono 5 tipi di terra nel mondo, ok? La terra nera, la terra gialla, la terra rossa, la terra bianca e la terra olivastra. Questi sono i 5 tipi di terra che ci sono nel mondo. Guarda caso questi corrispondono esattamente alle 5 razze di base che ci sono nel mondo. I bianchi, i neri, i rossi, i gialli e gli olivastri. Con tutte ovviamente le loro varianti, ok? Mi è piaciuto tanto questa informazione e mi preoccupo proprio di dartela perché tu così potrai fare delle tue ricerche. Che cosa serve questo studio dell'Antico Testamento? Di stimolarti la fame, ok? Io ho studiato a fondo per diversi anni questa cosa, però se ti do queste informazioni io sono sicuro che sicuramente ti verrà un po' di appetito per andare a fare le tue ricerche personali, ok? Punto numero 1, tutto chiaro? Tranquilli? Sì. Sì. Perché c'è stata la ribellione di una parte degli angeli in paradiso? Cosa c'è alla base di questa ribellione? E poi un'altra sul discorso della croce. Come mai i romani l'hanno scelto come mezzo di supplizio, proprio la croce? C'è una relazione o no? Mm-hmm. Spero di non portare via troppo tempo. No, allora, riguardo alla prima domanda, allora c'è un testo che si trova, se vuoi segnarlo, in Isaia, nel libro di Isaia, al capitolo 14, che ci parla proprio di come è stata, la Bibbia è molto bella, perché ci dice esattamente che cosa ha provato a un certo punto Satana per dire io mi ribello contro Dio e
trascino con me, e la parola di Dio ci dice in Apocalisse, 1/3 degli angeli che Dio ha creato, ok? Ossia, lui a un certo punto è diventato invidioso della posizione di Dio, ok? E la parola di Dio in Apocalisse ci dice che a un certo punto della storia, qua sulla terra, si manifesterà una persona che si chiama l'Anticristo, ok? Ossia, un uomo che si vorrà fare Dio e vorrà essere adorato come Dio. Perché? Perché finalmente lui vorrà realizzare il suo sogno eterno di prendere il posto di Dio. Okay? C'è tutta una serie di cose che devono succedere, ancora non sono successe, ma questo è più o meno la storia. È una questione di invidia. A un certo punto lui ha desiderato di sedersi sul trono di Dio e guidare l'universo al posto di Dio, perché lui era l'angelo più bello che Dio ha creato. Tra l'altro, parentesi, era responsabile della parte della lode nel giardino dell'Eden, ossia questo ha un coinvolgimento abbastanza interessante. Perché per esempio oggi la musica di un certo tipo è usata per sconvolgere la testa dei nostri ragazzi? Perché c'è un qualcosa dietro, no? Cioè Satana sta usando e usa questo tipo di mezzo di trasmissione per prendere le teste delle persone, ok? Questo è. Per quanto riguarda la croce, sinceramente non te lo so dire perché i romani hanno scelto. So solo questo, che nel Salmo numero 22, se vuoi segnartelo, ok, è una profezia molto chiara della morte di Cristo, che dice proprio che Cristo sarebbe stato forato mani e piedi, avrebbe sofferto alcuni disorganizzazione organica all'interno del suo corpo. Proprio descrive la morte di Cristo circa 1000 anni prima che lui sarebbe arrivato. Okay? Questa è una profezia chiarissima della morte di Cristo. Ok? Prego. Passiamo al punto numero 2. Sì? Almeno nella prima parte dello studio dobbiamo farne 3 o 4. Vediamo qua che ore sono. Ok. Caspita. Quindi, periodo di espansione del peccato. Ossia, quando Adamo ed Eva hanno peccato, ovviamente sono usciti dal giardino dell'Eden, Dio li ha cacciati, li ha vestiti con questo vestito di pelle, no? E lì è cominciato a degenerare, ok? Hanno cominciato a generare e a degenerare, queste due cose, ossia hanno cominciato a generare figli, ma anche a degenerare dal punto di vista morale, ok? È questo che noi chiamiamo la seconda parte, che è il periodo di espansione del peccato. E qua abbiamo due protagonisti molto interessanti. Uno si chiama Caino e l'altro si chiama Abele. E quando noi studiamo la parola di Dio, la cosa fondamentale è che noi dobbiamo andare a vedere il significato, l'etimologia dei nomi, ok? Dei nostri protagonisti, dei nostri eroi. Perché? Perché qua c'era chiuso un mondo. Okay? Gli ebrei non davano un nome se non c'era un motivo ben preciso, ossia il nome rappresentava la personalità, l'identità della persona. La parola Caino, il nome Caino significa ho posseduto un uomo, ok? Ho posseduto un uomo. Mentre il nome Abele significava soffio o vanità, ok? Allora, perché sono importanti questi due nomi? Perché Dio, quando ha mandato via Adamo ed Eva, ha detto: guarda che un giorno la tua progenie schiaccerà la testa del serpente. Si riferiva a Cristo, ok? Si chiama proto-evangelo, ossia il Vangelo in embrione, nell'embrione minimo, ok? Adamo ed Eva, guardando i loro due figli, diciamo il primogenito e il secondogenito, hanno guardato Caino, che dice la parola di Dio era un lavoratore della terra. L'hanno guardato e hanno detto: questo è un uomo, ho posseduto un uomo, questo è l'uomo tipo, ossia capiamo che lui ovviamente lavorando la terra era una persona
massiccia, di una certa prestanza fisica, no? Mentre Abele era, dice la parola di Dio, un pastore di pecore. Quindi l'hanno guardato e gli hanno detto vapore o vanità o persona di poco conto. Okay? Abel significa proprio questo. Quindi hanno guardato Caino e hanno detto questo è il Messia promesso. Ok? Questo non gli do neanche 5 lire. In poche parole era questa la filosofia. E la cosa interessante è che funziona sempre al contrario, no, di quello che noi pensiamo. Noi guardiamo una persona e diciamo ma quella lì, e alla fine quella lì ti stupisce. Perché? Perché quello che conta è quello che c'è dentro nel cuore. Ok? Ossia, Caino portava come offerta a Dio i prodotti della terra, ma erano, dice la parola di Dio, prodotti scadenti, ossia gli dava quello che gli eccedeva. Abele faceva una cosa totalmente diversa, lui prendeva i primogeniti, i migliori del gregge, con il grasso, che era la parte migliore, e li offriva a Dio. Questo è la seconda volta che qua entra l'invidia, no? Questo ha portato Caino a invidiare Abele. Ed è qua che noi abbiamo il primo omicidio della storia umana, ossia attraverso l'invidia Caino ha ucciso Abele e il sangue di Abele, dice la parola di Dio, ha cominciato a gridare dalla terra. Il Signore gli ha chiesto, dov'è tuo fratello? E lui ha risposto, io non lo so, non sono il custode di mio fratello, ok? Ma questo ancora una volta ci parla della vita di Cristo, che è stata sparso il suo sangue sulla terra perché noi potessimo oggi essere purificati dai nostri peccati. Okay? Questa però non era l'epoca della restaurazione. Caino ha dato origine a una stirpe che si chiama, i teologi chiamano la stirpe del dragone. Okay? La stirpe del dragone. Cosa significa questo? Significa che a un certo punto uno dei discendenti di Caino, che si chiamava Lamech, okay? Lamech, il cui nome significa fiaccato senza nessuna speranza. E dopo vi spiego il perché. Perché questa generazione è quella che poi ha subito il diluvio che Dio ha mandato. Perché? Perché quest'uomo ha istituzionalizzato la violenza. Se noi andiamo a leggere tutto il capitolo 6 di Genesi, la parola violenza, la parola maledizione, la parola perversione viene usata diverse volte. Perché? Perché questa stirpe omicida ha dato origine proprio alla stirpe del dragone, ossia dei super uomini che ammazzavano, facevano violenza, ottenevano quello che volevano con cosa? Con la forza. Andiamo a leggere questo testo, che è il testo base di Genesi, capitolo 6, versetto 5, 6 e 7, se qualcuno ce l'ha, se no lo leggo io. Genesi, capitolo 6, da 5 a 7, dice così. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi. In ogni tempo il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. E il Signore disse, io sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ha creato l'uomo, il bestiame, i rettili, gli uccelli dei cieli, perché mi pento di averli fatti. Allora qua mi aspetterei proprio una domanda, vediamo se la fate. L'ha fatto. Ha mandato il diluvio dopo, tranne una famiglia che era quella di Noè. Ok? Ma c'è una domanda fondamentale, perché a volte noi vediamo Dio come un Dio impersonale, ok? Un Dio molto distante, un Dio disinteressato. Dopo vedremo un dettaglio molto importante. Non so se avete visto, ma qua dice che Dio si è pentito
Dio prova dei sentimenti, no? Ma dei sentimenti forti, perfetti, non come noi li proviamo, ok? Il nostro pentimento è, dai, vai, me ne disfo di te, non ne voglio più sapere. Lui cosa fa? Lui giudica ma ricostruisce, è molto diverso, no? Ma se noi scorriamo tutta la parola di Dio, Dio si commuove, Dio si pente, Dio si arrabbia, Dio si coinvolge con le persone, è un Dio molto diverso da quello che noi immaginiamo. Dio non è distante da noi, ma c'è sempre, torniamo là al primo punto, no? Qual è il grande problema dell'essere umano? La nostra relazione è stata spezzata da qualcosa che si chiama peccato, e il peccato ha rovinato completamente la nostra visione di Dio, ok? Tant'è che i popoli antichi, vedremo forse nella ora successiva, i popoli antichi avevano formato una teologia, ok, che dicevano che il Dio El, che era il Dio più adorato dell'antichità, era seduto su una montagna altissima, addormentato e totalmente disinteressato degli esseri umani. E, carissimi, nella nostra società moderna non è così che funziona. Noi ci ricordiamo di Dio quando? Funerali, è vero o no? Ossia, quando ci muore un caro che fa un incidente, dov'era Dio? Dov'era Dio, no? Esattamente dove noi l'abbiamo messo. Perché c'è un'altra cosa che ti devo dire di Dio. Dio è gentiluomo. Ok? Se tu gli dici stai fuori dalla mia vita, sai cosa lui fa? Sta fuori dalla tua vita. Lui rispetta la tua decisione. Ok? Ah, ma io non sento Dio. Apri la porta e vedrai che rumore che fa. Posso assicurarti che sarà una vita totalmente diversa. Ok? Questo è più o meno il senso. Allora, torniamo a noi. Caino e Abele, capito questa cosa qua? Fondamentale, no? Nella testa di Adamo ed Eva era Caino, che doveva essere il Messia, perché lui era forte, era una persona efficiente. Abele invece era una persona da nulla, ok? Ma la realtà ha mostrato chi era chi, ok? E quindi si genera questa stirpe, no? Stirpe di persone violente, e Dio dice a un certo punto, ok, finiamo con questa generazione e ripartiamo da capo con una famiglia che era la famiglia di Noè. Bellissimo il nome di Noè. La parola Noè, il nome Noè significa sì. Nella Bibbia dice solo di questi due figli, di Adamo ed Eva? No, ce ne sono altri, ma questi sono i protagonisti proprio, no? Poi lì ti dà tutte le genealogie, quindi per esempio, come abbiamo detto, Lamech, quello che abbiamo detto prima, è un discendente proprio di Caino, e lì c'è tutta la genealogia. Nella Bibbia ci sono delle cose che sembrano buttate lì proprio che sono noiose, ma se noi andiamo a studiarle a fondo sono entusiasmanti anche quelle. Dipende da quanto noi vogliamo coinvolgerci con lo studio, ok? Allora vi dico subito, lo studio che facciamo stasera è uno studio di base, ok? Di base, non è approfondito. Approfondito sarebbe un'altra cosa. Però insomma sono tante informazioni già, no? Tante informazioni che almeno vi danno l'idea di cosa noi stiamo leggendo quando leggiamo l'Antico Testamento, ok? Quindi, sì. La scelta di Noè. Sì. Lui era della stirpe di Abele? Cioè lui veniva dalla discendenza di Abele? C'è un perché Dio ha scelto Noè. Sì. È vero che lui nella discendenza veniva discendendo di Abele? Sì, perché uno è... In realtà Abele poi non ha avuto figli, ma Adamo ed Eva hanno generato altri figli, no? Uno di questi in particolare, che era uno dei progenitori di Noè, si chiamava Set, ok? Set è stato un figlio, e a quel tempo, dice la parola, il nome Set significa adorare. Lì di nuovo gli uomini hanno ricominciato ad adorare Dio, a invocare il nome del Signore, ok? Quindi è vero che Caino ha creato un mondo pieno di violenza, ma Dio ha dato l'alternativa attraverso la stirpe di Set, da cui è nato poi Noè, e siamo arrivati qua,
Noè, il significato del nome Noè significa riposo. Sì, da Set. Okay? Da Noè nasce questa nuova speranza attraverso un nuovo progetto che Dio dà. Vediamo l'orario qua. Ok, c'è ancora 20 minuti circa. Quindi arriviamo al tempo di Noè. Ok. È interessante come Noè, la storia di Noè viene sempre interpretata come una barchetta, okay, con l'arcobaleno, tutti gli animali felici, no? Che ridono, l'allegro galleggiare, sui libri proprio dei bambini. No? Se tu vai a leggere approfonditamente cosa dice la parola di Dio, è stato un disastro ecologico globale, okay? Globale. Qua entra una situazione, tra virgolette, teologica, geologica, no? Ma faccio io le domande al posto vostro. Ma i dinosauri sono esistiti? Sono esistiti sì o no? Sì, certo che sono esistiti. Certo che sì. E perché c'è il petrolio oggi? Esattamente perché questo disastro universale ha coperto completamente il mondo antico. Queste biomasse in assenza di ossigeno sono state sepolte e lì ha cominciato a generarsi il petrolio. Okay? Questo è proprio una prova tecnica che qualcosa nel mondo antico è successo che ha creato proprio questo disastro universale. Cosa molto interessante. Esistono nella storia dell'umanità in diverse culture più di 270 racconti del diluvio. Okay? Quindi culture dei più svariati tipi, okay? Sia tribali che popoli organizzati, quindi 270 racconti. È il più documentato evento naturale disastroso della storia. Allora, devo dire che ci sono delle varianti, ok? Ricordiamoci sempre che ancora ai tempi di Noè c'era proprio questa tradizione orale, ok? Non c'era ancora una scrittura organizzata, quindi le persone si raccontavano queste cose. Ovviamente raccontandosi queste cose si perdevano dei dettagli oppure i dettagli venivano cambiati. Ma nonostante tutto è come se noi aprissimo un giornale oggi, ok? Tu apri la Repubblica, il Corriere, il Resto del Carlino, eccetera, eccetera. Metti nella tua testa 7, 8, 10 testate giornalistiche, ok? Se tu pubblichi una notizia ti accorgerai che 10 giornali pubblicano 10 articoli completamente diversi gli uni dagli altri. Se succede oggi con l'informazione che c'è, figuriamoci nell'antichità. Ma la cosa importante che noi dobbiamo capire è che ci sono 270 racconti del diluvio, ok? E di cosa è successo in quell'epoca. Quindi la prima cosa che noi dobbiamo capire è un fatto storico. L'arca di Noè è un fatto storico. Vi do anche un'altra notizia. L'arca di Noè è stata ritrovata, non so se lo sapevate, si trova in Turchia, ok? Solo che il grande problema della Turchia è che è un paese musulmano e quindi là non ci si può andare. C'è andato un archeologo, se voi volete andare a cercare su internet, scrivete questo nome, si chiama Ron Wyatt, scritto con la W, Ron Wyatt. Scusate, ma il mio inglese è proprio pessimo. Si scrive così. Aspetta. È un americano, è un archeologo americano cristiano. Okay? Ha fatto delle ricerche e là proprio lui ha trovato i resti dell'arca fossilizzati vicino all'Ararat. Okay? Ovviamente non puoi andare là perché è un paese musulmano e quindi non puoi andare a vederla perché sarebbe la prova che gli ebrei hanno ragione, ok? E anche i cristiani hanno ragione. Questo è purtroppo un grande problema, va bene? Allora, cosa succede? Dio prende Noè e gli dice: da oggi in poi tu costruirai l'arca, e lui ha cominciato a costruire un'arca che è lunga, ok? Vi do solo un'idea di quello che è successo là.
circa 137 metri, 13 metri di altezza, scusate, 13 metri di altezza, 25 metri di larghezza, ok? E qua viene il grande problema. Come fanno a starci tutti gli animali sull'arca? Perché sono tanti, no? Allora, prima cosa che noi dobbiamo scremare è, nel mondo esistono circa 2 milioni di specie di animali, ok? 2 milioni circa, di cui 1 milione sono solo insetti, ok? Quindi gli insetti non è che occupano tanto posto. L'altra parte importante è pesci, microrganismi, spugne, insomma tutta una serie di cose, di esseri viventi che non hanno avuto bisogno di salire sull'arca. Okay? I pesci sicuramente non hanno avuto bisogno di salire lì. L'altra cosa importante è che di questo milione che rimaneva, è stato fatto un calcolo da un naturalista, okay, cristiano. Lui ha ricostruito l'arca addirittura, no? In Israele, non so se sapete, è stata ricostruita pari l'arca con le stesse misure che era nell'antichità. Praticamente sono entrate mediamente circa 50.000 animali della grandezza media di una pecora, ok? 50.000. Questi 50.000 animali hanno occupato circa il 40% dello spazio dell'arca di Noè. Il restante 60% ovviamente è stato occupato per caricare il cibo per gli animali. Ricordiamoci che Noè ha costruito l'arca per 100 anni, ok? 100 anni circa. E qua viene un'altra bella domanda. Non ho capito. Ok. Perché gli esseri umani vivevano così tanto in quel tempo? Questa è una bella domanda. Tu hai studiato con me, Lyric? Sei una secchione. Ok, carissimi, se andiamo nelle prime pagine della parola di Dio, quando Dio ha creato il mondo, l'universo, lui ha dato un comando nei primi giorni, ha detto siano separate le acque di sopra da quelle di sotto, ossia la terra ai tempi in cui Dio ha creato, okay, l'universo, era circondata da qualcosa che si chiamava una idrosfera, okay? Ossia uno strato di acqua che per la maggior parte faceva da filtro per le radiazioni dannose dell'universo, ok? Ossia la nostra terra era un posto perfetto. Perché esisteva il gigantismo degli animali in quel tempo? Perché c'era possibilità, le cellule si sviluppavano in un modo completamente diverso dal nostro oggi, no? E penso di dire la parola giusta. Oggi le nostre cellule a un certo punto della nostra storia sviluppano una cosa che si chiama apoptosi, giusto? Cioè si suicidano, ok? C'è qualcosa che scatta e che dice basta, fra poco tu vai al creatore. Dipende da come ci vai però, questa è la cosa importante. Quindi a quel tempo questa idrosfera faceva da protezione proprio dalle radiazioni del cosmo, le più dannose. Okay? Cosa è successo quando c'è stato il diluvio? Questa volta è completamente crollata, okay? Perché Dio ha detto basta, adesso sommergo tutto in modo da coprire tutta la terra, a far fuori tutta la generazione violenta che c'è. Io voglio ripartire con la famiglia di Noè. E dice la parola di Dio che questa volta è crollata, ma non solo, dice anche che tutte le fonti dell'abisso, ossia tutte le riserve d'acqua sotto la terra sono eruttate e quindi hanno coperto completamente la terra. Okay? Solo l'arca di Noè è sopravvissuta. Animali più la famiglia di Noè, che sono 8 persone. Ok? Chiaro fino a qua? Facciamo così.
Ci fermiamo qua, ok? Sono 8:50, e fermiamo anche la trasmissione e riprendiamo fra circa 10 minuti, ok? Possiamo fermare? Bene, qualche domanda? Qualcosa da chiarire? Roberta, annuncia tu per il... Se volete, c'è qualcosa da bere, anche tu, pastore. Prende via.
Sì, ok, possiamo riaccomodarci che ricominciamo il secondo modulo? Questo. Ok, ricominciamo. Siamo collegati? Ok, perfetto. Allora, ricominciamo dal nostro grande eroe Noè, un agricoltore che ha costruito una barca gigantesca, no? È un'impresa che è durata praticamente 100 anni, arriva il diluvio, sale, ovviamente è salito con la sua famiglia, che sono 8 persone, lui ha 3 figli che si chiamano uno Sem, uno Cam e uno Yafet. Ok, sbarca sul monte Ararat. La cosa interessante è che la prima cosa che lui fa è costruisce un altare, fa un sacrificio e la parola di Dio dice che Dio sentì un profumo soave. Ok? Quindi Dio si riconcilia dopo il diluvio con l'essere umano ancora una volta attraverso un sacrificio. Ok? Sempre ci ricorda che Cristo è presente in tutto l'Antico Testamento, dato al posto di. Ok? Allora, questi 3 ragazzi qua, 3 significati ben precisi nei loro nomi. Sem vuol dire nome o rinomanza. Nome o rinomanza. Da Sem derivano ovviamente le popolazioni semitiche, okay, di cui Israele fa parte. Nome o rinomanza, ossia Dio nella vita di Sem, okay, è rinomanza. Ossia Dio ha scelto Israele, che è un popolo semita, per manifestarsi al mondo. Ok? Cam vuol dire terra nera o terra bruciata. Terra nera o terra bruciata. Cam è colui che ha dato origine a tutte le popolazioni africane. Ok?
terra nera o terra bruciata. Yafet invece ha dato origine a tutte le popolazioni indoeuropee. Noi siamo figli di Yafet. Questo nome significa espansione, ok? Cosa significa questo? Chi è che sta dominando, per esempio, la politica, l'economia mondiale? I figli di Yafet. Oggi noi occidentali stiamo dominando, non è ancora arrivata o meglio, sta arrivando l'invasione orientale, ok? Ma fino a poco fa, fino a 20 anni fa, chi è che dominava la politica e l'economia mondiale era proprio i discendenti di Yafet, le popolazioni indoeuropee che siamo noi, ok? Indoeuropei. Quindi, Dio che cosa fa? Dice, dà un ordine quando questi tre uomini sbarcano insieme a Noè, che era il padre, andate e riempite la terra. Ossia, Dio dà di nuovo lo stesso ordine che aveva dato all'inizio della creazione, quando tutto era perfetto, tutto era armonicamente concepito. Okay? Genesi 9:1 dice, Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro, crescete, moltiplicatevi e riempite la terra. Okay? Questo è il nuovo comando che Dio dà ai discendenti di Noè. E la cosa interessante è che gli esseri umani fanno esattamente il contrario. Ok? Quindi comincia il quarto periodo, che è il periodo babelico. Ok? Ossia, l'uomo si organizza in una società massimamente moderna, il più possibile, contro il consiglio, contro l'ordine di Dio. Ok? La torre di Babele. Allora, intanto dobbiamo sfatare un mito. La torre di Babele non è come ce l'immaginiamo nei disegni, ok? Quello che vediamo sui libri di storia. Allora, la torre di Babele è molto probabilmente, secondo gli studiosi della parola di Dio e gli storici, era uno zikkurat. Non so se sapete che cos'è uno zikkurat. Allora, era una costruzione molto interessante. Gli zikkurat erano delle strutture a gradoni, ok? Generalmente erano fatte i più grossi erano fatti di 7 piani, di 7 piani, 7 gradini, ok? Ogni piano aveva un colore diverso dall'altro, perché a seconda del tuo grado sociale tu potevi accedere a un piano o all'altro. Era una struttura che comprendeva diverse funzioni. Okay? Il primo una funzione sociale, poi una funzione economica, cioè c'erano dei traffici commerciali, ma la funzione più importante era una funzione religiosa. Okay? Ossia, nell'ultimo piano, che generalmente era dipinto di azzurro, okay? Perché l'azzurro confondeva il piano con il cielo. Se uno lo vedeva da lontano quasi non lo vedeva, ok? Era riservato a re più pochissimi altri sacerdoti che avevano la responsabilità di gestire tutta la teologia e tutta la parte cultuale dell'antichità, ok? Allora, questo è un dato molto importante, perché la parola Babel ha 2 significati ben precisi. O caos di Dio, okay? Bab-el, la parola El vuol dire Dio, Bab vuol dire confusione, oppure anche portone di Dio, o confusione di Dio o portone di Dio. Allora, qua c'è una cosa molto importante da dire. Che cosa volevano fare queste persone all'ultimo piano? Facevano dei culti particolari che cercavano di invocare gli dei, e gli dei, sembra, nella loro cultura, nella loro visione teologica, gli dei scendevano su questo ultimo piano, riempivano queste persone di uno spirito, ok? Poi vedremo che spirito è, e loro avevano comunione praticamente con gli dei, ok? Allora, quando noi andiamo a leggere la storia di Babele nella storia biblica, capitolo 11 di Genesi, ok?
il re che ha costruito la torre di Babele si chiamava Nimrod. La parola Nimrod significa il ribelle, ok? Perché? Perché il ribelle ha preso una decisione esattamente al contrario di quello che Dio aveva chiesto a tutti i popoli, ossia andate, riempite la terra, moltiplicatevi, eccetera. Loro si sono fermati in un posto e la cosa interessante è che loro avevano 3 caratteristiche. Primo, parlavano tutti la stessa lingua, ok? Tutti avevano lo stesso proposito, costruiamo una torre che arrivi fino al cielo, ok? Terza cosa, hanno fatto un salto tecnologico. Se tu vai a leggere tutto il capitolo 11 di Genesi, tu vedrai che loro dalle pietre grezze sono passati ai mattoni. Quindi il primo salto tecnologico della storia della costruzione. Okay? Quindi un gruppo ristretto di persone che governavano praticamente il mondo, con a capo un re che si chiamava il ribelle. Ok? Ora fa adesso un parallelo con quello che nella storia ciclicamente succede. Okay? Cosa sta succedendo nell'epoca moderna? Piano piano la ricchezza si concentra sempre di più nelle mani di pochissime persone, ok? Pochissime persone che governano il mondo. Pare che queste persone, non è a detta di uno ma a detta di tanti, abbiano proprio delle... Questo non è complottismo, è proprio cronaca, no? Ormai lo dicono anche apertamente. Loro sono delle persone che hanno delle relazioni spirituali ben precise, di un certo tipo, e non sono certamente con Cristo, ok? E loro stanno aspettando esattamente che un re, il nuovo re Nimrod, ossia il nuovo re ribelle, prenda in mano il governo del mondo e comandi tutto. Allora, qual è la logica di Babele che ogni tanto ritorna nella storia? Creo un problema, offro la soluzione in modo che io possa controllare. Ok? È quello che volevano fare qua a questo tempo. Non a caso il libro di Apocalisse chiama la società degli ultimi tempi Babel o Babele, la grande Babilonia o anche la grande prostituta. Allora, questa è una profezia biblica che tu trovi nel libro di Apocalisse, che è cominciata là nell'antichità, ai tempi di Noè, e che cerca ogni tanto di tornare nella storia per prendere proprio il governo del mondo. Ok? E ovviamente Dio in quel tempo ha detto: ancora non è tempo, andiamo e confondiamo le lingue in modo che non parlino più la stessa lingua e non costruiscano più questa torre, perché ancora non era il tempo, ok? Ma vi annuncio questo, ci sarà un giorno in cui Dio permetterà questo, perché? Questa dovevate farmela voi la domanda. Perché Dio permetterà questo? Perché ancora l'essere umano non è consapevole di cosa significa vivere senza di Lui. Vuoi una minestra? Vuoi la minestra? Vuoi vivere senza Dio? 2 tazze. È così che funziona. E Dio dice: ok, l'essere umano vuole vivere senza di me, mi tiro indietro, lascio che l'essere umano cammini, che si costruisca di nuovo la sua torre di Babele, che non è più fatta di mattoni, ma di vite di esseri umani, l'uomo che vuole diventare Dio. Voi sapete che c'è una filosofia che si chiama transumanesimo. Okay? Il transumanesimo cosa dice? Io voglio andare oltre l'essere umano, voglio essere modificato geneticamente per non ammalarmi più, per non morire più, per continuare a vivere per l'eternità. E questo è l'essere umano che si mette al posto di Dio, ossia l'ultima frontiera della Babele. Che cos'è? Manipolare il DNA umano, è vero o no? Quando tu riesci a cambiare l'elica della vita, alcuni parametri lì, allora tu vuoi tornare a essere nel giardino dell'Eden, ma in realtà senza Dio non si torna là, ok? Perché là ci vuole qualcuno che ti apra la porta e non è San Pietro, ok? È un altro nome che si chiama Gesù. Hai visto? Ok, quindi Dio cosa fa? Confonde le lingue e ovviamente i popoli si disperdono e entriamo nell'altro periodo, che è il periodo patriarcale.
Ok? Ci siamo dimenticati di leggere, scusate, Genesi 11, 6 e 7, leggiamo i 2 versetti chiave. Che dice così, praticamente l'ho già citato ma è meglio leggerlo. Il Signore disse, ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola. Questo è il principio del loro lavoro, ora nulla impedirà loro di condurre a termine ciò che intendono fare. Scendiamo dunque e confondiamo il loro linguaggio perché l'uno non capisca la lingua dell'altro. Leggiamo anche il versetto 8 e dice così il Signore li disperse di là su tutta la faccia della terra ed essi cessarono di costruire la città. Quindi non sono arrivati al loro intento perché Dio è intervenuto, ha detto oggi non è il tempo perché questo Nimrod, questo ribelle si manifesti. Okay? Sarà in un futuro che ancora non c'è. Va bene? Entriamo nel periodo patriarcale, ossia nel periodo in cui Dio non tratterà più con i popoli, okay? Ma comincerà a trattare con una famiglia. Okay? In tutta la storia biblica c'è una cosa meravigliosa. Quando Dio vuole ricominciare una storia disastrata, ricomincia sempre da una famiglia. Okay? Quindi, a cosa serve la famiglia? Serve a crescere delle persone che temano Dio. Vi siete mai chiesti perché Gesù ha avuto una famiglia? Cioè Dio poteva mandare il suo figlio già perfettamente formato, no? Come un uomo grande, ma Dio ha mandato Gesù nel ventre della mamma che si chiamava Maria, è cresciuto ai piedi di Giuseppe suo padre, perché? Perché anche Gesù come uomo doveva crescere in un contesto, in una cellula sana che era la famiglia. Sì, Samuel. Ok? Perché Dio è Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, ed è per quello che lui dice andiamo, ossia è il dialogo interno alla Trinità. Ok? Risposta breve. Ok, altre domande intanto? Aspetta che sposto un po' di cose qua. Quindi, andiamo al periodo patriarcale. Bene. Torniamo al nostro Signore che si chiamava El, Dio, ok? Vi ricordate che vi ho detto all'inizio El significa Dio. Allora, a questo punto Dio ricomincia da una famiglia che è la famiglia di Abramo, ok? Perché Abramo a un certo punto della storia della Genesi molla tutto quello che lui aveva, la sua parentela, il suo lavoro, la sua attività. Interessante che nella storia ebraica Abramo aveva suo papà che si chiamava Tera, che era un costruttore di idoli, ossia un'attività statale in quel tempo pagata profumatamente, perché figuratevi, gli idoli tutti li volevano in casa, ok? Quindi lui avrebbe ereditato un'attività che gli avrebbe fruttato un sacco di soldi, come dice Checco Zalone, aveva il posto fisso, ok? In poche parole. Che cosa succede? A un certo punto un Dio sconosciuto si presenta a lui e gli dice lascia tutto e seguimi. Abramo non era un ebreo, Abramo era un mesopotamico, ok? Quindi abitava a Ur dei Caldei, ossia in mezzo ai 2 fiumi tra il Tigri e l'Eufrate. E Dio lo manda in una terra lontana migliaia di chilometri. Che cosa lo ha fatto? Cioè, che cosa gli ha fatto cambiare idea? Perché ha preso una decisione così radicale? Un Dio che lui non conosceva. Allora, per capirlo dobbiamo andare in una logica teologica dell'antichità. Qual era il senso di quello che credevano le antiche civiltà? La più famosa è quella che ci parla della Trinità che loro credevano, ossia loro credevano in una Trinità dove c'era il Dio
El, che era il Dio creatore, altissimo, altissimo, su una montagna, vi ho raccontato all'inizio. Poi c'era il Dio che si chiamava Baal, che vuol dire Signore, e una dea moglie che si chiamava Asherah. Ok? Qua sotto c'era un abisso dove c'era un dio degli inferi che si chiamava Mot. Ok? Cosa succedeva in questa teologia antica? Mot era il dio degli abissi e quando la marea saliva, lui andava a prendere Baal, insieme combattevano l'uno contro l'altro, Mot distruggeva Baal, lo faceva a pezzi. Allora che cosa succedeva? La dea Asherah andava dal dio El e gli diceva: voglio andare a riprendere Baal che è mio marito. Che cosa succedeva? La dea Asherah andava negli inferi, combatteva con Mot, ok? Riprendeva suo marito, lo riportava sul monte, lo ricomponeva e di nuovo così il ciclo ricominciava. Questo per le culture antiche era il ciclo delle stagioni, ok? Ossia, quando c'era questa battaglia c'era il ciclo delle stagioni che si stava, diciamo così, svolgendo, ok? L'inverno era quando Baal era fatto a pezzi. Poi quando Asher andava giù nell'inferi e recuperava suo marito, lo riportava su, cominciava la primavera e la vita ricominciava. Questo era il senso. Allora voi mi direte, sì. Sì. Esatto, esattamente, sì. Allora, voi mi direte, ma questo qua che cosa ci faceva allora? Cosa faceva lì? Allora, questo è interessante, che il dio El era il dio creatore che era raffigurato nell'antichità come un dio dormiente, su una montagna altissima, totalmente disinteressato dell'essere umano, ok? Lui non voleva sapere niente della sua creazione. Allora, nella teologia di Abramo c'era questa idea. Il dio El è un dio totalmente disinteressato della mia vita, non gliene frega niente di me e io lo adoro per quello che lui è, ossia un dio dormiente. Ok? Però cosa succede? Andiamo a leggere adesso questo testo biblico che è importante che noi capiamo, che si trova in Genesi, capitolo 12, praticamente il capitolo dopo, e dice, versetto 1, il Signore disse ad Abramo, ossia qua la parola esatta usata nell'Antico Testamento è il Dio El, ok? Il Signore è El. El disse ad Abramo, va via dal tuo paese, dai tuoi parenti, dalla casa di tuo padre e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione. Ossia, che cosa scopre Abramo? Abramo scopre che il Dio El, quello che lui credeva, non è assolutamente addormentato, che non è disinteressato della sua vita, anzi che vuole usare la sua vita per benedire tante altre vite. Sai perché tanti oggi non conoscono Dio? Perché esattamente pensavano come Abramo prima di conoscere il vero Dio. Okay? Il Dio che quelli predicano, io non lo conosco, non si interessa di me, dei miei problemi quotidiani. Sai come si chiama, come è stato chiamato Gesù quando è nato? L'angelo ha detto a Maria, chiamerai così quel bambino che nascerà. Lui ha chiesto di chiamarlo El, Dio Altissimo, Emmanuel, Dio con noi. Con noi vuol dire, ok? Quindi il Dio Altissimo è con noi. C'è una buona notizia per te, ok? Il Dio Altissimo è qua in mezzo a noi questa sera e si interessa della tua vita. E questa è la cosa importante che voglio comunicarti stasera. Perché Abramo ha mollato tutto? Perché lui ha detto, non è vero quello che mi dicono.
Il Dio El non è là sul monte disinteressato di me, anzi, Lui vuole benedire la mia vita e attraverso di me vuole benedire altre persone. Guarda che roba straordinaria. Gesù, la prima cosa che gli ha detto, l'angelo a sua mamma gli ha detto, chiamalo Emanuele, in modo che il mio popolo capisca quello che io provo per loro. Ossia, la Bibbia ci dice che Dio è amore. Tu prova a immaginare un Dio, okay, che lascia il suo stato di gloria là nell'eternità, l'infinità di quello che Lui è, onnipotente, onnipresente, onnisciente, per amore mio e tuo, entra in un corpo umano limitato che soffre per fare che cosa? Perché vuole comunicarti che Lui ti ama. Questo è forte, eh? Allora, capite perché a volte noi cristiani siamo radicali? Perché Dio ha mollato tutto per noi. E noi ovviamente vogliamo mollare tutto per Lui, perché l'amore, quando una persona è ripiena di amore, vuole dare amore, vuole sperimentare questa cosa e farla sperimentare agli altri. Io spero di passarvene un pochino, ok? Un pochino stasera. Io ancora non sono il soprassumo dell'amore di Dio, ma mi sto incamminando, ok? Sono qualche anno che mi sto incamminando e vorrei passarvi questa passione che io ho per Cristo. Perché? Perché Lui è sceso qua sulla terra per noi, capito? Il Dio El è sceso e ci ha detto, sono qua perché ti amo, ok? Questo è il senso di quello che noi dobbiamo capire questa sera. Quindi Dio ha ricominciato dalla famiglia di Abramo, ok? Abramo, poi è nato Isacco, poi è nato Giacobbe e poi è nato Giuseppe, che è l'ultimo patriarca. Il nome Israele, ok? Israele, anche qua c'è contenuta la parola El, è il nome di Giacobbe che si è trasformato attraverso un'esperienza personale con Dio. È il terzo discendente da Abramo, ossia Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe. Israele significa colui che lotta con Dio, ok? Colui che lotta con Dio. A tutti gli effetti tu pensaci bene che cosa sta facendo Israele a tutt'oggi. Lui ha rifiutato Cristo, ok? Ha rifiutato Cristo ai tempi in cui lui era qua sulla terra e a tutt'oggi ancora non ha riconosciuto Cristo come il Messia. Quindi ancora sta lottando con Dio. E Dio gli sta dicendo tutte le volte, guarda che il Messia è già arrivato. Loro, i rabbini, ancora dicono, il Messia non si è ancora presentato. C'è una barzelletta, vabbè, praticamente un pastore e un rabbino si incontrano, no? E il pastore dice, guarda che Gesù è già venuto e quando verrà sarà la seconda volta. E il rabbino gli dice, ok, io non so se è la seconda o la prima volta, ma quando si presenterà glielo chiedo. Non so se mi spiego, no? Là stanno ancora aspettando, ma Cristo si è manifestato e loro lo hanno rifiutato. E quindi la parola di Dio dice che a un certo punto Dio ha coperto i loro occhi perché non lo riconoscano. Ossia, Dio deve fare ancora un grosso lavoro là in Israele, ok? Finché loro un giorno non riconosceranno che Cristo è il Signore che Dio ha mandato. Sapete come succederà questo? Questo lo trovi nel libro di Apocalisse. Ossia, Dio dovrà mandare l'anticristo proprio là a Gerusalemme. Lui, dice la parola di Dio, si siederà nel tempio che intanto verrà ricostruito, si dichiarerà Dio, ok? Lui stesso. A quel punto Israele dirà, caspita, abbiamo sbagliato qualcosa. Okay? Forse il Cristo, il Messia, era quello che è morto 2500, quelli che sono anni fa. Ok? Questo è più o meno il senso. Quindi Dio è ripartito attraverso una famiglia, ha lasciato da parte la generazione babelica, è ricominciata la generazione attraverso Abramo, che ha mollato tutto per seguire Dio, fino a che non arriviamo all'ultimo discendente dei patriarchi, che è a Giuseppe. Giuseppe fa parte di una storia che è la storia della permanenza in Egitto. Qualche domanda qua?
Alcuni dicono che è un profeta, altri addirittura dicono che è un mito, cioè la giustificano in tanti modi, ci sono tanti. No, no. Alcuni allora pensa che circa, se non mi sbaglio, 2 anni fa, il rabbino capo di Israele, che aveva più di 90 anni, che poi è morto, ha lasciato un documento scritto sotto cassaforte che era da aprire soltanto dopo la sua morte, no? Ora, quando ovviamente i rabbini capi muoiono, qualcun altro prende il suo posto, no? Perché proprio c'è questo passaggio di testimone. Allora, la sua eredità spirituale era in questo documento. Lui ha scritto in questo documento che tutta la vita lui ha studiato sulla figura di Gesù e ha riconosciuto attraverso le scritture dell'Antico Testamento, perché loro ovviamente rifiutano il Nuovo Testamento, ha scoperto che Gesù era il vero Messia che loro aspettavano. Ovviamente gli hanno detto, poverino, era vecchio, non capiva più niente, quindi ha scritto queste cose, però frutto di ricerca di una vita. Okay? Allora qualcuno sa che è così, che Cristo è veramente il Messia che loro aspettavano. Però il grande problema dell'aspettativa messianica di Israele è cos'è che loro sbagliavano e sbagliano tuttora. Loro si aspettavano che il Messia arrivasse attraverso delle spoglie tipo quelle di Salomone, il re Davide, ossia un uomo glorioso che li liberasse dalla schiavitù dei Romani. Okay? Gesù è venuto come un figlio di un falegname. Per loro, nella loro testa non era possibile una roba del genere, tant'è che a un certo punto i rabbini, no, nel racconto dei Vangeli dicono: ma sarà che viene qualcosa di buono dalla Galilea? Ossia, non viene neanche un profeta dalla Galilea, no? Ossia, loro proprio non avevano nella testa quello che invece Gesù ha mostrato che era. Ed è ovvio che c'era tutto un progetto. Dio ha mandato una persona di basso profilo, no? Ossia, non un teologo, non una persona che di discendenza reale, evidente. Perché? Perché lui voleva mostrare un Cristo completamente diverso, umile, che si abbassava, che obbediva, che era una persona che bisognava starci insieme per capire chi lui era, no? Ossia, sì. Esatto, esattamente, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. È interessante che loro si sono fermati proprio nell'Antico Testamento, ossia tutto quello che... perché gli ebrei sono un popolo molto particolare, no? Allora, perché loro per esempio rifiutano il Nuovo Testamento? Non solo per la causa di Cristo, perché loro dicono: se Dio ha parlato con noi fino ad oggi in ebraico, non può parlare a noi di nuovo attraverso la lingua greca, che è una lingua pagana. Okay? Perché loro aspettano che Dio gli parli in ebraico o in aramaico, ma non in greco, perché per loro i greci erano proprio il massimo della paganità, no? E quindi come il Nuovo Testamento è scritto in greco, esatto. Perché è interessante che a un certo punto Dio che cosa fa? Fino ad oggi mette da parte Israele per lavorare con le nazioni che siamo noi. Okay? A differenza di quello che è successo nella Torre di Babele, esattamente il contrario, ha messo da parte le nazioni per lavorare con un popolo solo che era Israele. Ossia, ha invertito le fasi per vedere se Israele reagiva, ma fino ad oggi ancora non c'è risposta, no? Ma proprio perché tu vai a leggere nella lettera ai Romani, perché Dio ha oscurato il cuore, perché non è ancora tempo che loro capiscano, no? Lui deve fare tutto un lavoro che noi poi, chi studierà il Nuovo Testamento, vedremo insieme. Okay. No. Lì c'è un bello studio da fare. Perché? Interessante questa domanda. Il numero 1 nella lingua ebraica sono 2 parole. Una è la parola Yahid e l'altra è la parola Echad. Okay? La parola Yahid
è un uno assoluto, scusa, è un uno composito. Per esempio, vi faccio un esempio molto semplice. Quando noi parliamo di una squadra di calcio, no? Diciamo è un team, ok? Tu capisci che è una squadra composta da più persone, no? Ossia, la parola è uno, ma tu vedi che è una unità composita. C'è un'altra parola, che è la parola echad, che è una parola, è un uno assoluto, ok? Quindi nel loro Shema Israel loro usano questa parola che è la parola composita, è l'uno composito, però non riescono a, capito? Tu vedi che è una cosa soprannaturale, loro non riescono a entrare in questa logica. Cioè la Bibbia, abbiamo letto prima, chi è che mi ha fatto la domanda? Samuel, la domanda interessante, perché parla al plurale? Perché è una Trinità, no? Ma loro non riescono a vederlo, perché Dio ha oscurato il loro cuore proprio. Ancora non è tempo che loro riconoscono, no? Il loro cuore è duro. È così, loro rifiutando il Messia hanno fatto un vero disastro spirituale, no? C'è una frase che i rabbini hanno detto quando Gesù stava per essere giudicato o lui o Barabba, non so se vi ricordate questa scena, no? Che Pilato ha detto scegliete lui o scegliete Barabba? Loro hanno risposto il suo sangue ricada sopra di noi, ok? Tu sai che spargere sangue innocente nella parola di Dio è una maledizione, ossia loro si sono attirati una maledizione senza saperlo, pensando di fare un favore a Dio, ok? E fino ad oggi loro pagano le conseguenze di questo, purtroppo, purtroppo. Però questa è la storia, no? Un giorno Dio aprirà i loro cuori e farà riconoscere, ma con un metodo non convenzionale, ok? Come abbiamo detto prima, nell'epoca dell'Anticristo. Sì, esatto. Nella Bibbia c'è scritto che l'unico modo di vedere a Dio è tramite Gesù Cristo. Mm-hmm. Ok, vediamo qua. Mamma mia. Va bene, passiamo nel penultimo periodo di questa sera, che è il periodo 6, che è quello della permanenza in Egitto, che va da Genesi 47-50. Cosa succede con l'ultimo patriarca, che è Giuseppe? Giuseppe arriva in Egitto, diventa, attraverso diverse traversie che non stiamo qua a leggere, lo leggerete voi a casa se volete, arriva a essere il primo ministro in Egitto, okay? un ebreo che diventa il primo ministro in Egitto attraverso una carestia che c'era là. E lui che cosa fa? Amministra una situazione in modo da salvare sia il popolo egiziano sia il popolo ebraico, ossia una carestia che sarebbe durata 7 anni in quel tempo, ok? Lui ha fatto come posso dire, un risparmio, uno stippo, ha organizzato dei magazzini di grano che sono rimasti lì praticamente per 7 anni per nutrire sia il popolo egiziano sia il popolo ebraico, ok? Questo periodo è stato molto interessante perché la famiglia di Giacobbe, avendo 12 figli, doveva a tutti gli effetti diventare un popolo, cioè Dio non voleva lavorare con una famiglia solo, alla fine questa famiglia doveva diventare un popolo, 12 figli che sarebbero diventati 12 tribù di Israele come a tuttora oggi sono, ok? Però aveva bisogno di un posto dove queste tribù si potessero moltiplicare e diventare un popolo, e questo posto era l'Egitto, ossia Dio ha portato questa famiglia con i 12 figli in Egitto, lì sono rimasti per 400 anni circa, ok? In questi 400 anni questa piccola famiglia è diventata un popolo, ok? È diventata il popolo di Israele a tutti gli effetti. Domanda? Ah, ok. Qualche domanda fino a qua? Bene, il racconto biblico ci dice che loro sono abitati in 2 città che si chiamavano Pitom e Ramses. E in più c'è una cosa fondamentale. Gli ebrei, ossia il popolo di Israele, era un popolo di
allevatori di bestiame, principalmente loro facevano questo, ok? Allevavano capre, pecore, buoi, eccetera. La parola di Dio, la Bibbia dice che gli egiziani hanno in abominio gli allevatori di bestiame, per una causa di profumino che non è sicuramente Chanel numero 5, vivere in mezzo delle pecore, ok? In più una questione batterica, ok? Che cosa succede? Questo popolo che si è sviluppato in queste due città principalmente è stato completamente isolato dalla cultura egiziana, e questo era fondamentale. Perché? Perché il periodo dopo ci fa capire il perché loro dovevano essere isolati, perché Dio doveva dare il libro della legge a quel popolo. Loro non dovevano essere contaminati né dalla religiosità politeistica degli egiziani, né della cultura egiziana a tutti gli effetti. Ossia, loro dovevano conservare una cultura tribale, okay? Una cultura pura, una cultura senza contaminazioni teologiche. Il Dio El che loro avevano conosciuto doveva rimanere Dio El, ok? Quindi non poteva esserci qualche divinità egiziana. Bene. Passati 400 anni il popolo si sviluppa, che cosa succede? È tempo di uscire dall'Egitto, ok? E di partire per la terra promessa. È interessante questa cosa qua. Le 10 piaghe che Dio ha mandato per liberare il popolo di Israele sono tutte piaghe che sono mirate a colpire gli dei egiziani. Per esempio, la prima piaga che è stata data là in Egitto è stata data al Nilo, che è diventato sangue. Okay? Il Nilo in Egitto è considerata una divinità. Okay? Dio stava mostrando il suo potere facendo che cosa? Io sono l'unico Dio, i vostri dei sono tutti delle bugie e adesso ve lo dimostro. Okay? Quindi questa permanenza in Egitto è servita per fare che cosa? Per sviluppare grandemente il popolo di Israele, okay? Farlo diventare un popolo a tutti gli effetti, preservarlo attraverso queste due città che erano isolate dal resto delle città egiziane per i motivi che vi ho detto, e in modo da prenderlo, finalmente portarlo fuori dall'Egitto attraverso le 10 piaghe e finalmente fare una cosa fondamentale per il popolo di Israele: dare la legge mosaica. Ossia la legge che avrebbe governato dal punto di vista spirituale, sociale, morale, eccetera, 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 il popolo di Israele. Allora, vi leggo solo un testo velocemente qua. Esodo 31,18 dice così. Esodo 31,18 dice: quando il Signore ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli diede le 2 tavole della testimonianza, tavole di pietra scritte con il dito di Dio. Questa, vi ricordate che vi ho detto all'inizio, la scrittura ebraica, no? Scritte col dito di Dio. Quindi appare la scrittura ebraica, Dio dà delle leggi che sono leggi di 7 tipi, ok? Che regolavano tutta la vita di Israele. C'erano delle leggi morali, delle leggi sociali, delle leggi cultuali, delle leggi culturali, delle leggi esemplificative, delle leggi igienico-sanitarie e delle leggi alimentari. Erano 7 tipi di leggi. In totale, quando noi parliamo dei 10 comandamenti, i 10 comandamenti sono solo una parte, ok? Ci sono 613 comandamenti in tutta la legge di Mosè. 613 conteggiati. Quindi tutte quelle leggi servivano a che cosa? A regolare ogni parte della vita del popolo di Israele. La legge di Mosè, okay? La legge che doveva governare proprio le loro vite a tutti gli effetti. Ora qua viene una riflessione e chiudo con questo, okay? Una riflessione molto importante. Perché Cristo è morto sulla croce se loro già avevano una legge che regolava ogni area della vita?
Perché questa è una domanda forzata, obbligatoriamente dovevamo arrivare lì, no? Non so se avete mai sentito la frase, e sicuramente l'avete sentita, io non ho mai fatto niente di male, giusto? Non ho fatto mai del male a una mosca. Ok, tu puoi avere una vita praticamente perfetta, ma allora chiediti, perché Dio dopo la legge ha dovuto mandare Cristo a morire sulla croce? E questo lo vedremo nella prossima volta. Okay? Dio ha mandato Cristo perché la legge semplicemente era un recinto perché il peccato non tornasse a essere come era là nei tempi di Lamech, nei tempi di Caino, nei tempi di quella generazione che era la stirpe del dragone. Semplicemente era un limite che Dio stava dando al peccato, no? Ma il peccato, cari miei, non è l'effetto, è la causa. Cristo doveva sulla croce rimuovere la causa del peccato. Ecco perché Cristo è venuto e perché la legge non era sufficiente. Ma questo lo vedremo la prossima volta. Okay? Vi lascio con questo perché vi vedo anche che siete stanchi. Spero di avervi lasciato una buona traccia perché voi possiate, ovviamente vi dico, non è uno studio esauriente, ok? Per studiare l'Antico Testamento dovremmo stare qua 6 mesi. Cerco di darvi delle pillole in modo che no? In modo che voi possiate annaffiarli, ricercare, fare le vostre ricerche personali e crescere in questa cosa che sicuramente, se fate come me, vi entusiasmerà, perché l'Antico Testamento è molto entusiasmante, ma bisogna ovviamente dedicarsi un po'. Voglio lasciare spazio 5 minuti per le domande, se ci sono. Sì. E dopo è stato questo per cui il peccato è ritornato e gli ebrei hanno perso Dio, perché poi si sono persi con gli altri dei e hanno allontanato Dio. Non è per questo. Questo lo vedremo la prossima volta. No, ti spiego. Guarda, c'è una lettera bellissima che io vi consiglio, ok, questo è un buon consiglio che vi posso dare, di leggere la lettera ai Galati dell'Apostolo Paolo. Okay? La lettera ai Galati spiega esattamente, perfettamente qual è il ruolo della legge nella storia di Israele e nella storia dell'umanità. Ossia, è proprio, dice là, è stato un pedagogo per condurci a Cristo. Nell'antichità la figura del pedagogo è una figura molto interessante, ossia è una persona che nonostante ci sia un padre o una madre, alleva il bambino fino a portarlo a una certa età, che è l'età adulta, in modo che lui possa integrarsi nella famiglia e avere un rapporto corretto con il padre. Questo è il senso del pedagogo, no? Ma torno a ripetere, se vogliamo approfondire questa cosa, venite la prossima volta, che è il prossimo martedì. E questa è una strategia del predicatore. Perché difatti, scusa, la tavola delle leggi è stata data agli ebrei appena sono usciti dall'Egitto. Quindi è stato detto, cominciate con questo, cioè Dio gli ha presentato le regole del loro futuro. Sì, però attenzione, c'è una differenza sostanziale tra regolazione e relazione. Una regolazione, la legge era una regolazione del comportamento umano. La relazione è una cosa totalmente diversa, ossia tu hai una relazione quando nasci in una famiglia. Non a caso Gesù dice tu devi nascere di nuovo. Cioè lui ha detto a un maestro della legge che si chiamava Nicodemo, tu devi nascere di nuovo se vuoi vedere il regno di Dio. E questo è il senso della vita di Gesù e soprattutto della morte di Gesù. Ma torno a ripetere, lo approfondiamo la prossima volta, ok? Qualcun altro? Ok, carissimi, facciamo una preghiera per chiudere. Ringrazio tutti dell'attenzione, anche le persone che ci hanno seguito da casa. E martedì prossimo, ore 20, stessa ora, quindi faremo la seconda parte, faremo gli altri 7 punti che ci porteranno fino alla prossimità dell'avvento di Cristo. Ok? Poi vedremo per il Nuovo Testamento chi vorrà farlo.
Stiamo pensando o novembre, oppure che sarà fatto probabilmente in una volta sola, il Nuovo Testamento, o gennaio, ma ancora da studiare, va bene? Preghiamo. Nostro Dio, nostro Padre, ti ringraziamo e ti benediciamo per quello, Signore, che tu ci hai dato questa sera. Ti prego, Signore, che questi semi che sono stati gettati, Signore, nel cuore, nella mente di ciascuno che era presente qua e anche nelle persone che erano a casa, possano rimanere e non essere mai portati via, Signore, ma che portino frutto. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Grazie, buona serata, Dio vi benedica. Scusate, chi te le può restituire?